Si tratta proprio di una piccola cinecittà, alla periferia di Oristano. Ma il villaggio è vero o finto? È vero, ma i suoi abitanti vivono in un altro paese. San Salvador è stata costruita per essere abitata solo 2 giorni all'anno, durante le feste del Santo Patrono. E i produttori oristanesi l'hanno affittato per gli altri 363 giorni dell'anno. Con un po' di gesso lo trasformano di volta in volta in un villaggio messicano o in uno del Far West. E così vi hanno girato 3 o 4 films. Beh, dire che si tratta di una piccola cinecittà è dire un po' troppo. C'è un piccolo centro cinematografico che è nato da solo. Una iniziativa di persone coraggiose che hanno pensato che se il cinema italiano spendesse qualcosa in Sardegna di quei diversi e svariati miliardi che spende in altri paesi del bacino del Mediterraneo, non sarebbe male per l'economia italiana. Bisognerebbe fare un festival del cinema western, questo posto che rappresenta il western all'italiana e che è stato in qualche modo set anche di una grande esperienza di questo cinema così bistrattato ma così legato ai nostri ricordi e anche alla nostra storia del cinema. San Salvatore, luogo apparentemente dimenticato e abbandonato, in realtà, come vedete, è estremamente curato, tranne che da parte delle autorità pubbliche, le quali hanno messo sì un cartello che dice che quello lì è una chiesa molto importante costruita addirittura su un tempio pagano, ma naturalmente non ci sono indicazioni né di orari di apertura né telefoni né qualunque altro tipo di indicazione per il turista. E in fondo anche questo è western.